Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. 10 di 131, ben ritrovati, nuova settimana e ovviamente nuovo appuntamento con Serie 131, il nostro approfondimento lento, come piace definirlo a noi, con la Serie C, la Lega Pro e nello specifico il Girone B. Vede protagoniste le due squadre sarde di Olbia e Torres, due società sarde reduci ovviamente dal attesissimo derby del weekend, vinto per 3-1 dall'Olbia di Roberto Chiuzzi sulla Torres, che così si porta a 2 derby vinti in stagione anche dopo quello di Coppa Italia, e il pareggio del Vannisanne invece all'andata in campionato. Come sempre insieme a me per questa mezz'oretta di sport dedicata alla Lega Pro c'è Francesco Aresu. Ben ritrovato, Fra. Ciao Roby, ben ritrovati a tutti. Caro Francesco, vittoria dell'Olbia, lo abbiamo detto subito in apertura di trasmissione, non potevamo non avere uno di quelli forse dei grandissimi protagonisti di quest'Olbia che ha vinto il derby di rilancia verso la corsa salvezza, ovvero Marten van der Wandt. Ben ritrovato, Marten. Ciao, buonasera. Ciao Marten. Perché ciao. uno dice, no, doppietta di ragazzo, gol di Nanni, però la firma di van der Wandt è a caratteri cubitali sul derby vinto dalla squadra di Occhiuzzi, con una serie di interventi molto importanti. Sicuramente non so neanche se te l'aspettavi tu di viverlo così da vista il derby, Marten. No, dico la verità no, anche perché in teoria non dovevo giocare, certo. Però cioè, Alex purtroppo si fa male durante il riscaldamento e cioè dal momento in cui lui, quello che succede, poi da lì ho capito, aspetta un attimo che mi devo scaldare, quindi in fretta e in furia mi sono scaldato e poi mi sta detto giochi tu, sono entrato. Sì, è entrato e hai fatto ovviamente molto bene. A breve ce lo andiamo anche a rivedere la sintesi del derby di Olbia. Prima però, ragazzi, come sempre, in apertura di trasmissione andiamo a guardarci quelli che sono i cartelli, partendo dal primo, ovvero il turno, l'ultimo turno del weekend di Serie C, la 29esima giornata, che oltre alla vittoria dell'Olbia per 3-1 sulla Torres ha visto il pari tra Alessandria e Vispesaro, la vittoria per 3-0 della Virtus Entella in casa dell'Ancona, vittoria anche del Rimini per 2-1 sulla Fermana, pareggio 0-0 tra Fiorenzuola e Cesena, così come pareggio però per 1-1 tra Imolese e Gubbio, altro 0-0 quello tra Montevarchi e Lucchese, poi vittoria netta del San Donato Tavarnelle contro il Pontedera in casa della squadra di Max Canzi per 4-2, un successo che sicuramente non aiuta in ottica salvezza l'Olbia, poi 0-0 tra Reggiana e Carrarese e 1-1 tra Siena e Recanatese, per una classifica che recita in questo modo. Abbiamo già detto più volte ormai, trasmissioni, per la Reggiana con 65 punti, insegue prima delle inseguitrici la Virtus Entella con 59, 58 invece per il Cesena, spostandoci dal lato destro della generale dove sono le due sarde, 33 punti per l'Olbia, che sono gli stessi anche per la Torre, scusate, che sono gli stessi anche della Recanatese, poi 30 per Vispesaro e San Donato, 28 per l'Olbia, 26 per Alessandria, chiudono la classifica e 21 punti di 20 di Montevarchi. Ragazzi, ne abbiamo parlato prima di farci questa chiacchierata, andiamocelo a rivedere negli highlights il derby vinto dall'Olbia per 3-1.
Ecco Martin, abbiamo rivisto le immagini di questo 3-1, un risultato che sicuramente ti fa piacere, così come a tutti i tifosi dell'Olbia. Sei un po' un talismano da derby, va detto, perché tutti quelli che giochi o quasi riesci a vincerli, da quello di ormai tantissimi anni fa che valse lo spareggio in Serie C, ai 2 stagionali dove sei stato protagonista in entrambi. Sì, però devo ricordare, uno ne ho perso. Giustamente il puntino sulle i, diciamo così, no? Perché poi quelli che perdi rimangono alla memoria quasi più di quello che vinci. Sì, a parte quella a Sassari che abbiamo vinto il finale playoff, quello è ormai, cioè non penso che chi ti fa Olbia si scorda quella partita. Sì, molto difficile sicuramente per tutti i tifosi olbiesi. Tra l'altro un successo, prima poi di andare anche a farci una chiacchierata un po' su cose tue più personali, un successo forse importantissimo, no? Nella vostra corsa salvezza, perché arrivavate da ottime settimane dove stavate facendo dei risultati, però vi mancava questa ciliegina sulla torta che certificava che l'Olbia è tornata e può giocarsela da qui fino alla fine. No, assolutamente. Questa è stata la partita, secondo me, che da qua dobbiamo continuare su questa strada e prendere più punti possibile per poi salvarci, che questo è il nostro obiettivo adesso. E se giochiamo così ce lo possiamo giocare con tutti e secondo me ce lo possiamo fare. Sì, assolutamente. È tutto nelle vostre mani, con 9 finali, come ha detto giustamente Occhiuzzi dopo la partita, pensando già alla prossima, ovvero contro il Gubbio. Ti chiedo, che legame si è creato negli anni con l'Olbia? Perché sei da tantissimo in Gallura, sei un gallurese ormai da adozione, perché anche nel tuo accento, no? Tu parli un italiano che renderebbe orgoglioso qualsiasi sardo immigrato nel continente, come lo chiamiamo noi per l'accento. A parte le battute, però ormai c'è un legame quasi da seconda patria per te con la Sardegna e con Olbia. No, ormai sì, ormai io vivo qua, cioè ho la casa qua, ho la famiglia qua. L'unica cosa che rimane lì su in Olanda è che sono i miei genitori e le mie sorelle. Alla fine è quello, perché tutto il resto ce l'ho qua. Quindi cioè, non vedo motivo per quando smetterò di giocare di tornare in Olanda. Assolutamente no, rimarrò qua a vivere. Vedi, anche Olbia riesce come Cagliari a mantenere calciatori a vita, fra... Sì, no, tra l'altro, insomma, stiamo vedendo, caro Martin, alcune delle tue parate decisive poi nel derby di domenica, perché di fatto, insomma, nel secondo tempo, quando dovevate in qualche modo difendere il gol di vantaggio, il 2-1, segnato da Nanni, tu sei effettivamente salito in cattedra, 3 parate davvero decisive, 2 in tuffo, una, insomma, quell'uscita sui piedi di Lopez, non ricordo male, un'uscita bassa che effettivamente ha tenuto la porta inviolata nel secondo tempo, visto che il gol è arrivato nel primo tempo, quello della Torres. Mi soffermerei più che altro sulle parole che ha detto Occhiuzzi in conferenza stampa, che sicuramente avrai ascoltato. Ha detto: è bello per Marten potersi riprendere, insomma, questo palcoscenico, questo spazio dopo la papera, chiamiamola così, insomma, contro la fermata, cui eri insomma andato anche a Striscia la Notizia, giusto? Sì, infatti oggi a campo ci stavamo scherzando su questa cosa, però la verità è quello, quindi non ci può fare niente su questo. Poi dopo che il mister ha detto quella cosa in sala stampa, io l'ho anche ringraziato per quello che ha detto, perché cioè, purtroppo se gli errori i portieri si li fanno, capita ai migliori, capita a Buffon e poi purtroppo la mia è andata su Striscia, però secondo me in questa partita mi sono fatto vedere di nuovo e far capire che è stato un caso. Sì, che poi, Martin, insomma, sarai d'accordo con me, la sfortuna di quella papera è che è andata poi a cancellare una tua prestazione
pazzesca, perché forse per il livello delle parate è stata addirittura migliore rispetto a quella del derby, solo che poi adesso nella testa di chi ha visto quella partita forse resta, no? Chiaramente anche l'errore, però effettivamente avevi fatto un paio di interventi davvero allucinanti, secondo me anche migliori rispetto davvero a quelli di domenica. Sì, anch'io sono d'accordo, solo che purtroppo nel mondo dei portieri si ricordano 90% delle volte le cagate che fai e non le parate. C'è poco da fare, così è il mondo e così funziona. Vabbè, ma poi la fortuna è che ogni domenica si può cancellare quella prima, caro il mio Martin. Nel frattempo ci sono già tante persone che ti salutano, da Andrea Ferrari, le colonne di Pruzzo, che dice che speriamo che entrambe le squadre sarde mantengano la categoria, ma soprattutto una domanda tecnica del nostro Gianluca Brundu che dice, io mi perdonerai per come lo pronuncerò, lo Stampot con Borencott o Utspot? Guarda, io li mangio tutti e due, però vado per... Poi ci direi cosa è, perché... Hutspot, va bene. Hutspot, sì. E sarebbe, cioè, di cosa stiamo parlando? Allora, buroko è una verdura con le patate poi stampate. I bambini da me lo chiamano pappamolle. Poi ecco. Okay. No, ma bisogna cercare una foto. Ragazzi, adesso io cerco una foto di questo Stampot perché è giusto. È una sorta di purè. Sì, fatta pure con delle pancette e poi invece l'altro è fatto con delle carote e delle patate e poi delle cipolle sono, se non mi sbaglio. Io allora, vediamo un con po', la pancetta, ma per piacere personale, oppure entrambi. Sai che tu sei il nostro secondo olandese, perché noi già abbiamo un olandese, ovvero il buon Matteo Zizzola, però scherzi a parte, leggevo un questo po' la cos'è, storia... Questo è buroko. Ok. Questa è quella, okay. E poi questa una è quella che c'è sopra. praticamente. Quella è roquefort, si chiama. Si Ok. può paragonare, cioè poco agli Wuster. Ok. Invece vediamo l'altro. Una roba se lo trovo. leggera comunque, mi sembra. Sì, leggerissima. No, nel frattempo che Fra cerca l'altro, io continuo su questo filone, no? Che poi alla fine le culture sono molto lontane, anche pur essendo vicini, no? Quella olandese o quella italiana, anche con quella magari sarda. Poi mi dirai se hai trovato anche punti in comune tra le due. Però com'è stato l'inizio? Perché leggevo una tua intervista di qualche anno fa, sei arrivato a Chiavari a giocare con la Virtus Entella e usavi Google Translate per comunicare con i compagni, giusto? Sì, anche perché non parlavo niente, ma proprio zero, quindi ti devi adattare. E io l'ho fatto così perché poi magari è una cosa olandese che vuoi imparare una lingua subito e vuoi parlare solo in quella lingua, però anche perché c'era una poca gente che parlava l'inglese, quindi devi Certo. arrangiare, e siccome era da solo, ho dovuto farlo così per forza. Ecco, questo invece è quello con le cipolle e le carote, mi sa, giusto? Questa è, sì, è la patata. È una sorta di insalata russa. Questo mi ispira non di lo più, so, non so a voi. No, non è proprio un'insalata russa, non c'è maionese. No. È calda, ok, è calda. Sì. È calda. Beh, starei ore qui a parlare della cucina olandese, però Martin... però dicevamo, hai trovato qualche punto in comune tra olandesi e sardi negli anni? Allora, io vengo da un posto in Olanda che è un posto un po' più, diciamo, un po' più chiuso rispetto agli altri, che quando entri nel persone del cuore che ci rimani. E io questo in Sardegna io l'ho trovato molto simile, anche perché secondo me qua in Sardegna quando entri nel cuore di una persona è difficile che ne esci. È così uguale nel mio paese, quindi questa è una simonanza molto. Poi per tutto il resto ce ne sono pochi, perché si mangia orari diversi, la vita per i bambini, dico, a scuola è diversa, cioè non ce n'è altre similianze per il resto. Poi lì fa freddo, qua fa caldo. Però... Esatto, il clima è il vantaggio migliore, però ho letto anche che tu all'inizio, prima di diventare, diciamo, calciatore e poi professionista, lavoravi anche nell'azienda di fioricoltura dei tuoi genitori, giusto? Non dei miei genitori, però era nel mio paese. Del tuo paese. Mio padre fa costruttore, quindi fa qualcos'altro.
Però sì, ci ho lavorato per un anno. Cioè, per un anno, ma cioè, quante volte hai pensato torno a fare il fioricoltore o vado a fare costruzioni con babbo invece che mettermi a fare il calciatore nella tua carriera? Mai? Mai. meglio il calciatore. Decisamente, sì. Decisamente. No, a proposito di cibo, perché poi oggi mi sono fatto una cultura della tua vita, andando a vedere alcune interviste che hai rilasciato ai media olandesi, tradotte da alcuni della nostra redazione, e leggevo che uno dei tuoi piatti che ti mancano di più dell'Olanda è il pane col burro di arachidi, che qua magari è più difficile da trovare in Sardegna. Sì, c'è, però non c'è quella proprio olandese. Ci sono, ma sono diverse. E poi il pane nostra in Olanda è diversa rispetto a questa che c'è qua. Il pane? Ah, ok, perché voi mangiate Sì. quello nero, no? I cereali, quei panini. Sì. Esatto. E poi sono più, non so se c'è presente quelle che per fare i tramezzini sono fatti tipo così pancarré. nostri. Okay. Sì, tipo così. Okay. E vabbè, bisognerà chiedere a Occhiuzzi se non lo so, dalla Calabria porta qualche panino speciale, magari col peperoncino, non lo so se ne hanno. No, adesso a parte gli scherzi, parliamo anche di mister Occhiuzzi, perché tu alla fine ne hai visti passare diversi di allenatori in questi anni a Olbia. Con Canzi l'anno scorso avete centrato un traguardo storico. Com'è nato il rapporto con Occhiuzzi quest'anno? Anche perché secondo me, questa è una mia impressione, magari me la confermerai tu, a un certo punto della stagione, con la rosa molto in difficoltà, la rosa non il tuo compagno, la rosa intesa come formazione, voi spogliatoio siete stati molto molto vicini all'allenatore, diciamo quasi aiutando la società a confermarlo. No, noi stiamo sempre vicini al mister, anche perché secondo noi, e anche secondo me, è un mister bravo che ne capisce, e quindi, cioè, da un modo o all'altro ti devi salvare. Come ho detto anche al mister, si fa senza o con lui, però dopo un po' si è visto che il modo di giocare suo è entrato nel meccanismo della squadra e è andato così. Poi ovviamente ci vogliono i fatti. Secondo me in questo ultimo momento lo stiamo facendo. Lascia stare la partita con la Fermana, perché è stato un blackout di tutti, però secondo me in tutte le altre partite stiamo facendo vedere che sappiamo giocare a calcio e sappiamo giocare anche bene. Ecco, quanto è difficile, perché poi nelle ultime stagioni tu sei sempre stato in qualche modo il salvatore della patria per l'Olbia, perché nei momenti di difficoltà rispuntava, no? Il tuo nome e dava sicurezza tra i pali quando magari mancava per infortunio il titolare o quant'altro. Quanto è difficile tenere sempre alta la tensione per un portiere che magari non è sempre titolare? Allora, quello dipende completamente dalla persona, secondo me. Io, come sono fatto io, cioè, non capirmi male, ma io vorrei giocare sempre, solo che in questo caso, per l'amore che ho per la maglia, per la città, in questa cosa devi metterti un po' da parte e devi capire che ruolo devi fare tu. In questo caso il mio ruolo è aiutare quello che gioca, è 9 volte su 10, è un giovane. E quando è giovane fa bene, vuol dire che è anche merito mio e merito del mister dei portieri, che vuol dire che ti ascolta, che ti fa la cosa che ti dice. Però nel momento in cui la squadra ha bisogno di me, io devo esserci. Come lo faccio? Allenandomi a 3.000 all'ora e di stare zitto e di pedalare. Vedi, parole anche da leader di quest'Olbia per Marten. Hai parlato prima di futuro, che vuoi restare in Sardegna, sei ancora giovane, quindi hai tanti anni di carriera davanti, però in generale ti chiedo, vuoi rimanere nel calcio? Cioè vorresti fare il preparatore, allenare i ragazzi in generale? Assolutamente sì. Questo diciamo è un po' il percorso che vedi per il futuro. Ecco, parlando invece del campionato, Marta, ne hai visti parecchi negli ultimi anni di campionati di Serie C, quindi chiedo a te, forse sei uno dei giocatori delle due sarde, parlando di territorio e campionato di Serie C, che meglio può conoscere questa realtà. Ti chiedo quanto è diverso dagli scorsi campionati quest'anno e cosa vi è mancato, visto che solo negli ultimi mesi avete ripreso a macinare punti con costanza. Allora, quest'anno ci è mancato un po', è sempre brutto, un po' di fortuna, un po' di punti, cioè punti lasciati per strada alla fine.
perché abbiamo fatto certe partite dove invece di pareggiare dovevamo vincerla, invece di perderla, pareggiarla. Adesso sono state partite, penso, adesso mi viene in mente un paio, quindi direi 4 o 5 partite dove invece di raccogliere, che ne so, 3 punti, dovevi raccoglierle 7. Fai più 4, vedi un attimo la classifica e vedi che sei già fuori dai play-out. È quello che ci è mancato. Quei punti lì persi per strada. Ecco Martin, a proposito di questo, dei punti lasciati per strada, il 2023 dell'Olbia, lo dicevi tu, tolta la parità della Fermana, che a detta di tutti è davvero un incidente di percorso, un unicum, diciamo così, in questo nuovo anno, per quello che è il livello delle vostre prestazioni e soprattutto anche per il discorso dei punti. Però tornando leggermente indietro, quindi alla fine del 2022, quando l'Olbia è arrivata anche a toccare l'ultimo posto della classifica, cioè lì cosa è scattato dentro lo spogliatoio? Siccome tu sei uno dei più esperti, l'anima olbiese, diciamo così, insieme a Luca La Rosa e ai giovani, anche se appunto sei di Delft, però nel senso, siccome sei da 8 anni qua, e lo hai detto tu stesso, di fatto, insomma, fai parte dell'anima olbiese dello spogliatoio. Cosa è scattato in quel momento? Cioè vi siete guardati negli occhi e avete detto, signori, qua bisogna riprendere a correre? No, assolutamente, lì siamo guardati un attimo negli occhi e detto, ma cosa sta succedendo? Cosa stiamo facendo? Poi in quei momenti, secondo me, non hai neanche bisogno di tante parole, basta lo sguardo di uno, basta lo sguardo degli altri, che capisci che deve cambiare l'aria. Perché io per primo, a me quell'aria lì, a me non mi piace, perché io a casa mia non voglio retrocedere e io voglio salvarmi a tutti i costi. Così secondo me adesso stiamo capendo e abbiamo capito che la strada è quella che stiamo facendo, quindi di non girarci molto intorno ma di fare punti, basta. Sì, tornando invece al derby di domenica, appunto anche alle varie parate, ho due curiosità. La prima è la parata più difficile, qual è stata? Quella su Moregbe, quella su Urso, l'uscita sull'ora, o addirittura quella del primo tempo, sempre su Urso su punizione. E l'altra domanda, c'è stato un momento in cui tu hai pensato, prima ovviamente, che il ragazzo segnasse il definitivo 3-1, questa la vinciamo? Cioè può essere anche quando siete scesi in campo, per dire, cioè in qualunque momento della partita. Cioè c'è stato un istante in cui tu hai capito, a prescindere da tutto, noi questo derby ce lo portiamo a casa. Allora, prima la parata è stata di Omoreg, guarda, sì. Scusatemi, non so come pronunciarla, è stato quello la più bella, perché lui rientra sul sinistro e poi da un momento all'altro tira veloce e lì rischi come... I portieri mi capiscono, se stai in movimento, pigli gol. Invece ero fermo e l'ho preso. Poi di perderla la partita dopo appena entrato nel secondo tempo, cioè questa partita non la perdiamo più, anche perché io avevo un sentimento che la palla in porta oggi non entrava più, era chiusa la porta e la partita piuttosto finisce così. Meglio 2-1 le tue parate, meglio 2-1 ma non si prende non si prende il 3-1. Nel frattempo ci sono altri saluti. Massimo Cerei dice grande, ormai hai l'accento anche olbiese e queste sono le magie del calcio, caro mio Martin, come un olandese che si sente a casa in Sardegna, è bello. Gianluca ti fa una domanda: sei mai riuscito a parare un tiro di ragazzo in allenamento o anche lì segna sempre? Beh, qualcuna gliel'avrei parata, dai ragazzi. Sì, qualcuno sì. Io infatti con lui c'è sempre la sfida, cioè se lui segna 1-0 per me, ma così continua, anche perché quando mi fa, magari capita che mi fa lo scambino, la prima cosa che fa lui è di girarsi e vedere come reagisco. Cioè, è sempre così. Vabbè, ma fa parte... Lo sto invidiando molto a Martin, perché secondo me è davanti a una stufa, a giudicare dal riflesso che ha la felpa dell'Olbia o un caminetto qua a fianco. Bravo, esatto, così mi piaci. No, a parte questo, ho letto una storia molto carina anche di come hai conosciuto la tua fidanzata, no? Che poi è uno dei motivi per cui ti sei anche legato soprattutto anche all'Italia e alla Sardegna.
grazie a un cane, quindi Sì. diciamo, possiamo sfatare il solito mito che il cane ti permette di cuccare, come si dice in Italia. Sì, e sta qua fuori, in giardino sta. Ma il cane o la ragazza? No, il cane. Ah, ok, no, perché se no sai, non si capisce. No, No. ovviamente si scherza. Martin, prossima sfida al Gubbio, la difficoltà più grande è confermarsi, perché in stagione non ci siete mai riusciti, no? Di strappare almeno un paio di vittorie in fila, che forse è quello che vi serve per salvarvi il prima possibile. No, adesso andiamo a Gubbio e dobbiamo continuare la strada di quelle che stiamo facendo e è proprio quello, continuare e portare a casa 3 punti. Portare a casa 3 punti, assolutamente. Martin, ti useremo per il futuro come ambasciatore della Sardegna in Olanda, perché sai, in Sardegna abbiamo bisogno di andare a reclutare anche un po' di giovani, oltre ai tanti bravi che ci sono in Sardegna, però qualche olandese va portato in Sardegna, ma anche non solo nel calcio, magari anche qualche fiericoltore, non so, voi siete così bravi, magari ci date una mano. Ovviamente sto giocando. Fra, non so se hai altre domande in chiusura. No, assolutamente. Mi sembra che sia stato molto esaustivo il buon Martin. Ovviamente ti auguriamo di giocare qualche altra partita da qua a fine stagione. Non perché si fa male il titolare, ma perché diventi tu titolare. Questo è evidente. Non ce ne voglia Sposito, insomma, ci mancherebbe, però questo è evidente. E poi ovviamente ci rivedremo a fine stagione, spero, alla Sponsor Cup, perché vorrà dire che voi magari vi siete salvati. Arriva un momento di festeggiare e Martin, secondo me, dà il meglio in queste occasioni, oltre che dei pali, vero? Giusto? Esatto. Birra e cozze l'anno scorso, insomma, tanta soddisfazione. Ormai, Il buon Martin cucina anche il maialetto, si è talmente ambientato in c'erano anche i Sardegna maialetti. E io cucino tutto, non ci sono problemi. Bene, esatto. Giustamente. Grande Martin. Ti abbracciamo, ci rivedremo questa settimana, ma la prossima, quando tornerete a giocare al Nespoli sui campi, come piace dire sempre a noi. Un abbraccio, ovviamente, grazie anche a te e all'Olbia per averci concesso questa intervista. Grazie mille anche a voi, vi auguro una buona serata. Grazie, a presto. Ciao, grazie a voi, ciao. Caro il mio Francesco, chiudiamo come sempre con il cartello che abbiamo già intravisto, in realtà quello del prossimo turno, perché c'è anche da sfiorare, no? il tema Torres rapidamente. Torres che sfiderà in casa al Pontedera di Max Canzi, Pontedera che arriva da risultati non semplici, ma fin qui non ha mai aiutato le squadre sarde. Ricordiamo anche la vittoria all'andata a Pontedera, appunto 1-0 contro la squadra dei Sottili, in una gara che comunque sia diventerà già importante per la tranquillità, la serenità, per la classifica, perché la Torres improvvisamente si è ritrovata dopo tanto tempo a soli 3 punti di vantaggio dalla zona play-out, anche per la solidità del percorso di Sottili a Sassari. Una settimana non facile, la Torres proverà a recuperare tanti infortunati, 2 su tutti, di Achite e Scapini, che sono fermati all'ultimo istante prima della gara contro l'Olbia. Dei problemi muscolari di Achite, dei problemi alla schiena per Scapini. L'impressione è che Scapini possa essere recuperato gestendo l'infortunio appunto alla schiena, che per un giocatore della sua età è anche normale ogni tanto, no? Chi guarda anche il Cagliari si ricorderà i tanti problemi accusati alla schiena anche da Pavoletti, gli attaccanti che lottano tanto in aria. Poi la carta d'identità presenta il conto. Una Torres però che in casa, secondo me, non avrà più alibi e scuse e dovrà fare punti, perché i 3 punti col Pontedera sono necessari. Chiudendo il discorso sul prossimo turno, Carrarese Rimini, Cesena Montevarchi, Virtus Entella Fiorenzuola, Immolese Fermana, Lucchese Ancona, Recanatese Alessandria. Sfida molto importante in ottica salvezza, che entrambe le squadre guarderanno, così come San Donato Siena, e a chiudere Vispesaro Reggiana. Caro mio Fra, non so se vuoi dirmi qualcosina in merito alla Torres in chiusura? No, vabbè, chiaramente è una partita fondamentale per i rossoblù, per Sottili soprattutto, perché insomma chiaramente è evidente che sia sotto esame anche lui, dopo quello che insomma è stato detto anche domenica dopo il derby, il cambio di passo che insomma anche numeri alla mano non è che ci sia stato più di tanto da quando è arrivato il tecnico toscano sulla panchina della Torres, per cui contro una squadra toscana con cui insomma il ruolino con le altre squadre toscane è stato abbastanza positivo per lui.
chiaramente la speranza sua e di tutti i tifosi della Torres è quella di ritrovare i 3 punti per vivere con meno patemi d'animo, lo diciamo sempre, il finale di stagione, perché il calendario non è molto amico di Antonelli e compagni. Esatto, ragazzi. Finisce qui questa puntata di Serie 131, voi però non è che dovete cambiare canale, tra virgolette, come si potrebbe dire in una TV classica, generalista, perché a breve, tra circa 5 minuti, inizierà un'altra nostra diretta, questa volta dedicata alla vigilia di Cagliari-Genoa, sfida in Serie B domani per gli uomini ranieri, che diventa fondamentale per ambizioni playoff e non solo. Insomma, grazie Fra per essere stato con me. A frappè. Esatto, ragazzi, ci vediamo tra 5 minuti, grazie di essere stati con noi, un abbraccio, buona serata, sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.